Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano NBA 2K14 ragazzi. Sacramento, Utah. Vai ragazzi. Abbiamo 28 minuti adesso da parte del mister, quindi giochiamo un bel po' di minuti raga. 15-11 Sacramento, non va bene. Ultima partita ragazzi, ha fatto un merdone da 3. Veramente disastri. No, inizio un po' così. Ha fatto una gara veramente spettacolare, forse la migliore in carriera, con una double-double. Hey guys, a bit ago Mike Malone and I were able to chat. He Also, told me that he's looking forward to this matchup. Their first look at this team so far this season. Ecco bene, cominciamo subito con un fai segnare l'uomo. Tutto rego, tutto rego. Vai. Io voglio rubare il posto a Bark, Burchetto. Prova il tiro da 3 e arriva la... Non ci credo. Bravo. E Alcume comincia subito con una palla rubata e 2 punticini. Bravo venezianone. Bravi, dai. Son of a former NBA coach, Mike has been credited with helping teams improve their defenses, whether it was in New Orleans, Vai, un bel blocco. last season with Golden State. Prova la 3, rush, solo rete. Dai che siamo in rimonta. Ma porca troia. Primo libero della linea della carità, appunto. Canestro, spostata playmaker Hayes. Coach Malone is going to have an opportunity to put a stamp on this team by improving them at the defensive end of the floor. Aaron Gray is checked in for Sacramento. Fredette comes in for McLemore. Vai ancora. Svegliamo un po' di più rispetto all'inizio però, eh. Buono, bel canestro. 21-15 Sacramento. Ha iniziato bene, non me l'aspettavo. Ancora un errore, ma che do coglioni. Ecco, solo da solo la mette sicuro, no, meno male. Brutto questo, brutto il cane del comandone. Williams. Ok, 21-18 Sacramento. Yeah, they've got to do a much better job of going harder than that to the glass. Ocho. Thomas with another miss. I don't know if it's just me, but he's looked a step slow since the start of the quarter. His shooting is really suffered. Dio santo, ma che falli sono? Now a chance, Kevin, to take a look at how the Jazz fared over the last month. First in assists, first in shooting percentage, and they're also #1 in three-point shooting. This is a team that loves to cast up shots from behind the arc. Yeah, the one thing that really jumps out at me when you talk about all these stats, Clark, is the assists. I mean, this is a team that has been very unselfish. Guarda che cagata come indiana. Che stoppata, che stoppone. Fallo personale, ma dove? Ma dai! Here now the 2K leaderboard, showing us the best passing teams in the NBA over the course of the last month. Dio santo. The Jazz #1. The last
Bello, siamo primi negli assist comunque, bene, bene. 3 tiri liberi addirittura. Eccola. Bene. Il Sacramento sta giocando, eh. Buono! Triplone obeso del Cume. Bravo Cume. Madonna di Dio. Secondo fallo per Veneziano. Dai che è nostra, dai che è nostra. Vai e mettila però. Dio Cristo, non le mettiamo più una. E vaffanculo, meno male che il Cume non c'è. Seconda palla rubata, ragazzi. Bravo Cume, bravo Cume, bravo Cume. Qua ho sbagliato, non volevo neanche prendere palla. Vabbè, terzo fallo, già cazzo. Spostato a guardia del corpo. Vai Cume. Vai, spettacolo veneziano, aiuta. Bello sto capo, bello sto tiro, veramente. Perché faccio stoppate di merda. Vai, grandissimi. Jam Station, come viene? Triplone. No, no, sti rimbalzi, ok, che roba nostra. Mamma mia, stava entrando. Mamma mia, stava entrando, raga. 39-38 Sacramento, finora partita molto tirata, ma noi come sempre veniamo fuori nel terzo o quarto quarto. Mettila. Oh. Buona difesa sul tiro, e questo è positivo. Vai, non è da 3, ma è comunque canestro. 80 dal campo, ragazzi, il Cume sta veramente dominando. Sarebbe bello entrare nel con i voti All Star, All Star Game, Fioi, l'All Star Game che non so che cazzo si gioca sto anno. Vai, e questa la deve mettere, sei da solo. E che cazzo! E Utah va a più 5. They really want to find that igniter here. Yeah, that's right. Kevin, the offense has basically been running in place. You got to get going. Ouch. Another miss to add to what's been a miserable game for him from the field. Rush the pass to Williams. Bravo, bella, questa mi è piaciuta. Bellissima. Peccato. Sacramento will go the other way with it. This is their first chance to take a look at the Jazz this season. Yeah, here we go. The first one will be bello cazzo. Finora è partita tiratissima. And so it's Utah here with the ball. 3-point lead. They'll be playing host to Portland for their next game. That'll be the latter half of this two-game homestand. A lot of fans focused on that matchup for Portland. Passes it to the chosen. 5 to shoot. The Jazz need to get off a shot here. Vai, mettila. Dio Christiansen però.
Dall'angolo. Bellissima, mettila però, ti prego, fallo che va col tiro libero supplementare. Grandi, grandi, grandi. Anchoring in and making it pay. Gobert, he's checked in for Utah. And Fields kicks to McCallum from outside the arc. Rebounded by the Jazz. Williams has got his 5th rebound in this one. Jazz leading by 6. Dai Fiori, dai Fiori. From the sideline. Hi, Kevin. The chosen one in their last time out against the Trailblazers was simply terrific. Non perderla, mamma mia che rischio. 25 points, and that scoring outburst set a new season high for him. Che sporo però, dai, cazzo, devi metterle. È il tuo lavoro quello, Dio santo. Non accetto sti errori, non li accetto in NBA sti errori. Eccolo da solo. Bella canestro, puttana miseria. Let's just say he was really good. It looks like he's finding his touch now because the shots are starting to fall. 34 seconds left to play in the first half. Bellissima! Grande culo. Beh, come punti veramente siamo messi alla grande, nel senso noi ne facciamo sempre comunque tanti. Gli assist facciamo un po' più fatica, però comunque abbiamo una buona media. Mamma mia, che canestro. How about that? Gets it off right in the face of the big fella. Quick release. And operating on the perimeter like that negates some of the height disadvantage too. Vai da solo. E questo è il quarto assist, eccolo qua. L'asse Jefferson veneziano colpisce ancora. 54-47, mamma mia che aiuta. DeMarcus, you guys seem to have... Sì, brava, brava. Brought to you by Sprint. By Sprint. The Sprint halftime report presented by Sprint. A gorgeous view of Salt Lake City skyline. Salt Lake City. 63 Utah, 58 Sacramento. The Kings trail by 5. The chosen one in a Ecco, 2-guard. canestro molto facile. It's Biedrins, and it's Lucas in at the 1 spot. That's the group right now for Utah. Pass to the chosen one. Back to Lucas. Vai Lucas. He kicks it to Biedrins. Va bene, dai 2 libri, mettila a -1, vecchio mio. Immaginavo. Last year he said he did some mental rehab before the season and is looking for a fresh start, and I think it showed. No luck Che that libri time di either. merda. The Kings have gone a solid 6 of 11 when shooting here in the 3rd quarter. Puts it up from 12, and the shot is long. And you know why he was open there. They didn't commit too much defense to him, and you can see why. He has trouble making that shot. And for Biedrins, Steve, Non passa mai quel merdoso di playmaker, invidioso. Well, anytime a player loses his confidence at the free throw line, particularly a big guy, it changes the way you play. Now you don't want to attack. You really want to più 4 Utah. go after the ball because you're afraid of being at that foul line. So a situation like this, you can understand how he could lose some of that enthusiasm for the game. Cousins with a screen for Thomas. Bravo, come si becca anche il rimbalzotto. Rimbalzotto veneziano. Feeds it to Biedrins. Passa la merdaccia. Ma non te lo faccio neanche il blocco, vai a cagare. Vai. Tiro di merda. E il Cuba la ruba! Ed è canestro! The best Cuba in the world. Grande Cuba.
No, per poco beccavo che rimbalzo. Buono. Perfetto. For the Sacramento Kings, the last game a loss to Los Angeles. And that game featured one of the least consistent offensive performances you're going to see from them, Clark. Yeah, no spurt ability on display at all. Dalla qua, ecco. Per sbagliarla poi, coglione. Fallo, quarto fallo del Puma, se non posso più far cagare. And the Kings making a change here. Comunque ragazzi, un ladrone veneziano, che veramente ruba parecchi palloni, Questa è una cosa molto positiva in NBA. Hayward with the ball. Now guarded by Fields. Hayward passes to the chosen one. Kicks it to Hayward. Outside Williams. E fa la finta veneziana. Cazzo. Ma perché sbagliarlo, Dio Christiansen? Quinto fallo, merda, qua sono stato un coglione. Adesso non posso più fare niente, Dio santo. Al terzo quarto già 5 falli. Jefferson's checked in. McCallum kicks to Fields. Off the mark and the drought continues. Jazz leading by 6. Outside Jefferson. Passes it to the chosen. To the inside. Bravo Come, mettila. Oh, là. Bravo vecchio. Ci difendiamo senza fare falli però perché Here's McCallum. Shoots it. bravissimo. Jazz have gone at a pretty good shooting pace. They're 6-13 from the field here on the third. Out to the right wing. E in faccia, mamma mia, anche dalla media distanza. Che veneziano. Che venezianone, amici. Che venezianone. Mamma che stoppata. Fields can't get it to go. Good rebound there, but overall they're getting outworked on the glass. Steve, I think that's what you'd expect, seeing what the score is. Screen by Jefferson. Vai Come, bellissima. Mettila. Sì. E te ragazzi, il terzo quarto, il nostro quarto, è pazzesco. È pazzesco. Io ti sto facendo una bella stagione, cazzo. Sicuramente non siamo da titolo, però. The chosen one passes to Lucas. Outside Jefferson. Pass to the chosen one. Back to Jefferson. Here's the chosen one. Nessun pertugio, vai. Here's Lucas. Sì! A meno e il Come c'è. Utah c'è. L'Energy Solution Arena è estasiata. Che rookie ragazzi, che rookie. Triplone da solo. Peccato. No, no, coglione. Dio santo. Checked in for Gobert. Favors comes in for Gordon Hayward. Alec Burks checked in. And so it's Utah's by with the win. Porca puttana, abbiamo vinto di 4, mamma mia. Rischiata, incredibile, ho potuto fare una super partita, sono un deficiente. Io i miei falli obesi. Vabbè, dai raga, grandissimo risultato. Ragazzi, siamo terzi in conference alla grande, 14-8, i Clippers sono in rimonta, anche Los Angeles, San Antonio un po' giù. Bene, stagione incredibile per il momento. A destra invece i Celtics primi, Bulls, Heat non primi. Qua insomma tutto abbastanza regolare.
la parte indiana che in realtà sta dominando, invece qua sta andando male. Niente ragazzi, è tutto positivo. Andiamo a vedere il capo classifica. Punti Durant, il Cume chiaramente non c'è, rimbalzi neanche. Andiamo sugli astri, siamo ottavi assoluti. Bene, andiamo a vedere le matricole. Rapporto matricole, ora punti gode il Kumenda. Rimbalzi offensivi, chi se ne frega. Rimbalzi neanche, non ci siamo. Assist e media punti siamo primi ragazzi. Palle recuperate siamo secondi. Stoppate non ci siamo. Vabbè, palle perso, paura. Adesso siamo infatti, siamo al primo posto. Vabbè, però chi se ne frega. E il resto, vabbè, che falli, siamo in fuga. Sì, vai, però su assist e punti a partita delle matricole siamo in number honest. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.